Allora, buongiorno a tutti e a tutte, vi ringrazio di essere qui, vi ringraziamo di essere qui come comitato che sta sostenendo la candidatura di Ilaria Cucchi al Senato della Repubblica. E ovviamente per noi è un giorno importante, carico di entusiasmo e di preoccupazione, di entusiasmo perché quella di Ilaria è una candidatura forte che intercetta le passioni e i dolori del Paese, e preoccupati ovviamente per il clima in cui stiamo vivendo, per la situazione del Paese, e che chiediamo appunto a questa campagna elettorale di assumerla in profondità e con le proposte che la sinistra, i Verdi in questo momento, questa alleanza di sinistra e il mondo ambientalista sta portando avanti, sta interpretando, portando risposte appunto al Paese e a quello che sta succedendo in termini di crisi ambientali, occupazioni, il tema forte dell'esclusione sociale, della salute per tutti e tutte. Ecco, noi faremo questa campagna elettorale a sostegno, a supporto di Ilaria Cucchi, con un comitato che è formato da persone, cittadini e cittadine, tutti volontari e volontarie, e lo faremo ovviamente in tutto il Paese. Ringraziamo voi tutti per essere qui oggi. Comincia questa avventura in un luogo simbolico, perché qui ovviamente è nato tutto, qui è nata la passione di Stefano, il percorso di dolore fino alla morte, perché qui in tanti anni si è sviluppato un percorso di partecipazione civica sui temi sociali, ambientali, dei diritti di tutti e di tutte. Quindi la simbolicità del luogo è importante, perché chi se lo ricorda, penso in tanti e tante, questo slargo è diventato anche il luogo di una celebrazione che ha puntato a rimettere al centro i diritti umani, i diritti civili, i diritti sociali, a partire dalla figura di Stefano e della battaglia di Ilaria e di Fabio Anselmo e della comunità che intorno a loro si è raccolta. Io passo la parola ad Anna Pozzali. Ovviamente qui con noi c'è il segretario Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, tra le figure di riferimento dell'alleanza della sinistra e i Verdi. Possiamo iniziare aspettando l'arrivo di Ilaria e Fabio, ovviamente con la cifra delle battaglie di questi ultimi anni, che è stata appunto quella del protagonismo civico e delle figure che hanno portato avanti battaglie per i diritti di tutti e di tutti. Io vi ringrazio. Anna. Eccoci. Allora, la mia apertura è solo operativa, giusto per condividere come svilupperemo questa conferenza stampa. Ci saranno degli interventi, è chiaro che l'ora e il luogo, per quanto significativi, ci invitano alla sintesi, per cui chiedo a tutti coloro che interverranno di ovviamente cercare di ridurre il proprio intervento a un paio di minuti. Si alterneranno ovviamente gli esponenti delle forze politiche di cui Ilaria fa parte, come anche protagonisti della società civile che in questi anni hanno sempre seguito la battaglia. Passo la parola a Nicola Fratoianni. Sì, io sarò molto sintetico, anche perché parlo anche troppo in questo periodo, quindi non mi voglio annoiare. Ma io credo che questa candidatura che abbiamo voluto fortemente sia insieme un atto di restituzione nei confronti di una storia, la storia di Ilaria, di Fabio, della sua famiglia, ma è una storia di tutti e tutte, è la storia di questo paese, è una delle storie di questo paese. Quindi intanto è una restituzione. Una volta tanto proviamo a fare anche questo, no? Avete forse sentito, incrociato il dibattito che ha accompagnato la fase precedente alla formazione delle liste. C'era un dibattito che diceva: ma voi fate alcune scelte solo perché così avrete dei posti sicuri in Parlamento. Abbiamo risposto, credo,
non con le parole, ma appunto con scelte concrete, provando a dire che una volta tanto la politica, questa alleanza, questa lista, si sarebbe spesa per assicurare non un posto in Parlamento, ma uno spazio politico a una persona come Ilaria Cucchi. E lo abbiamo fatto non solo perché quella storia e le storie che quella battaglia ha incrociato e alimentato anno dopo anno sono storie che parlano a tutti e a tutte noi, ma perché quelle storie e quella storia indicano, e questo è ciò che io considero più importante, un'idea di paese. Noi abbiamo bisogno di un paese che metta al centro i diritti di tutti e di tutte. E ne abbiamo bisogno oggi, fatemelo dire, più che mai. Oggi, di fronte a una destra molto brutta, una destra estrema, che invece ha nel suo programma politico fondamentale la riduzione dei diritti di tutti e tutte, la criminalizzazione delle fragilità, delle marginalità, delle differenze. Io non scordo Giorgia Meloni che definisce il reddito di cittadinanza il metadone di Stato, perché in quella frase c'è un'idea del paese, è un'idea generale, è quell'idea che pensa che se tu sei povero, se sei precario, precaria, se non hai risorse per campare con dignità, la colpa è solo tua. E dunque l'unico meccanismo che immagina come soluzione a quella condizione è un meccanismo fatto di controllo, di punizione, in cui la funzione pubblica, il potere pubblico, la politica, invece che operare per liberare le energie, per consentire processi di autonomizzazione e appunto di ricostruzione della dignità come fattore fondante nella tenuta civile di un paese, opera per fare il contrario, per separare, per alimentare la paura, per punire appunto, per criminalizzare. Ecco, questo è il senso più profondo di questa scelta. È il senso di una scelta che appunto parla di una storia, di una donna, di uomini e di donne che l'hanno incrociata, che in quella storia sono riconosciuti e riconosciute e che hanno visto in quella capacità di lottare con dignità, forza, determinazione, la possibilità di una liberazione anche per tanti e tante che quella forza non l'hanno trovata individualmente, ma è anche un pezzo del nostro programma politico. Ecco, le candidature a volte sono anche un programma politico. Si diceva un tempo che i programmi erano bandiere piantate nella testa, indicavano una strada. Ecco, questa candidatura è anche e soprattutto questo, un pezzo del nostro programma politico. Questa lista immagina un paese più verde, più giusto sul piano sociale, più libero, più libero. Io voglio un paese più libero, lo voglio per me, lo voglio per mio figlio, per i nostri figli, per i giovani e le giovani di questo paese. E appunto di fronte alla destra che criminalizza, che vorrebbe un'intelligenza artificiale che vada a scovare i ragazzi e le ragazze di questo paese per obbligarli ad accettare un lavoro pur che sia, quella che criminalizza appunto ogni difficoltà, io penso che candidature come queste rappresentino una speranza, una possibilità. Ecco, questo è quello che volevo dire. Lascio Anna, a te il microfono e a chi seguirà. Grazie a tutti e a tutti. Eccoci. Allora, entriamo nel vivo degli interventi. Siamo qui, il luogo ovviamente significativo per per i motivi che già ci ha spiegato Gianluca, ma siamo anche qui in un territorio dove c'è un'animazione di quartiere territoriale, strada per strada, importante, portata avanti dal Centro Sociale Spartaco, per cui adesso interviene Vera Caruso. Grazie, io sarò brevissima. Per noi questo è un posto, un luogo simbolico in cui da anni facciamo cultura. Facciamo un festival qui, un festival del cinema a luglio, che ormai è arrivato quest'anno la 9ª edizione, che nasce dal nostro sostegno alla lotta dei lavoratori degli studios di Cinecittà contro le privatizzazioni degli anni scorsi. Per noi questo festival è un importante progetto di cultura gratuita dal basso per tutta la popolazione e ci occupiamo di questo, di cercare di coinvolgere il territorio nei nostri progetti culturali e
progetti anche di recupero ambientale, come quello per esempio del Parco di Centocelle, su cui abbiamo aperto da anni una vertenza e che l'anno scorso abbiamo portato più alla visione, diciamo, di tutti. E quindi anche noi partecipiamo a questa campagna elettorale perché questo fa parte del nostro spirito di comunità e fa parte della nostra visione politica per la comunità che attraversiamo. Grazie. Ha ragione Vera quando dice che questa campagna sarà una campagna di comunità, è anche per questo che siamo qui e abbiamo invitato a intervenire tantissime realtà che in questi anni, insieme al Memorial, insieme a tutta la battaglia di Ilaria e Fabio, chiaramente hanno fatto sì che la battaglia per i diritti fosse prima di tutto una battaglia comune. Passo la parola a Sandro Luparelli, capogruppo Sinistra Civica Ecologista in Campidoglio. Sì, oggi è importante, siamo qui vicino a questa targa che abbiamo messo insieme alle realtà sociali del territorio, insieme all'Area Cucchi, e è una candidatura utile, lo diciamo anche rispetto a quello che è successo in questo quartiere a 2 vie qua distante, veramente stiamo parlando di 100 metri, a un ragazzo che poche settimane fa di 22 anni ha chiamato attraverso i genitori, anzi i genitori hanno chiamato il TSO, un trattamento di intervento immediato, e quella serata è andata storta, si è ritrovata, oltre a essere stato colpito da un taser più volte, anche da 3 proiettili di pistola, e quindi in questo momento starà all'ospedale e soprattutto andrà in carcere, ma sostanzialmente tutto partiva da una chiamata di una persona che stava male per un trattamento sanitario e si ritrova in carcere ferito. Ecco, quindi questa è l'utilità continua di candidature come quella di Ilaria Cucchi. Ecco, io penso che ancora una volta dobbiamo ribadire l'importanza, l'utilità di votare la lista rosso-verde, non solo perché individua soluzioni che troppo spesso sono oscurate dentro il dibattito attuale che è in corso. Innanzitutto quello dell'impoverimento, dopo la crisi sociale e la crisi pandemica, adesso questa crisi energetica, ancora una volta la forza politica rosso-verde individua non solo il problema ma la soluzione con la tassazione degli extra profitti. Questo a differenza di altre forze politiche che sollevano problemi e spesso trovano soluzioni nell'incrementare la lotta fra poveri, la lotta in basso. Qua invece vogliamo capovolgere il paradigma e trovare delle soluzioni immediate e possibili. E quindi da questo punto di vista la candidatura è ancora più importante, perché è una candidatura che non disperde il voto contro le destre, che è un impegno costante e progressivo questa della lista rosso-verde, proprio perché va a contrastare quella che è una marea nera che parte appunto dai contenuti di Orban, di Trump, e che invece si contrappone con quella che è un'alleanza e quindi anche una capacità di comunicare, di lavorare insieme tra diversi. Quindi significa che è una forza politica che evita l'isolamento, evita il minoritarismo e che dà delle soluzioni possibili. Ecco, noi lo facciamo all'interno del Consiglio Comunale senza, e questo va sottolineato, senza dover cancellare quelli che sono i nostri valori. Lo abbiamo fatto per esempio per il termovalorizzatore, lo facciamo per la difesa del lavoro pubblico, che è la grande risposta di questa crisi economica, lo facciamo sul diritto alla casa, cancellando l'articolo 5 del decreto Lupi. Questo stiamo facendo all'interno dei consigli comunali, dei consigli municipali, e vogliamo farlo anche su un piano nazionale, riconquistare i diritti, la capacità del lavoro di contare, la capacità della democrazia di poter essere protagonista del nostro futuro. Siamo felici di avere qui tra noi anche la professoressa Maria Vittoria Tessitore, insegnante della Scuola di Italiano per Stranieri di Casetta Rossa, nonché appena insignita dal Presidente della Repubblica come commendatrice per l'impegno civile. Passiamo la parola a lei. Grazie molte, ricordo effettivamente io sono stata insignita innocentemente, perché naturalmente senza aspettarmelo, di questa onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, e sono stata molto contenta di questa onorificenza perché mi è stata data non per una lunga vita, in cui naturalmente ho fatto molte cose, come potete immaginare, ma proprio per quello che sto facendo adesso, in questo
nel nostro municipio e con grande successo e con grande soddisfazione quantomeno, cioè quello di insegnare l'italiano agli stranieri, in particolare naturalmente ai rifugiati, agli immigrati, perché insegniamo l'italiano proprio per cercare di inserirli nella vita, anche nella vita politica e sociale del nostro paese, della città, del paese. Faccio notare che io ormai da molto tempo, quando vado, vabbè, questo non lo devo far notare, io quando vado a votare ormai da molto tempo penso sempre che devo votare anche per tutti quelli che qui non ci sono, gli assenti, che sono gli immigrati che vivono con noi in questo quartiere, in questa città, che sono tanti, che hanno i diritti negati per lo più o che hanno molta difficoltà a entrare nella partecipazione alle attività sociali e civili, e quindi per questo naturalmente sono molto interessata alla vicenda e alla fine anche alla candidatura di Ilaria Cucchi, proprio per essere una persona che ha mandato avanti i suoi diritti di cittadina diciamo qualsiasi di questo paese, e quindi penso che sia sicuramente porti una voce per andare verso un senso di maggiore responsabilità individuale che tutti noi dobbiamo cercare di avere, sempre anche insieme agli immigrati, alle persone che stanno con noi e fanno società insieme a noi. Questo è il mio auspicio e sono sicura che Ilaria Cucchi darà una mano in questa direzione. Grazie. Grazie professoressa. Allora, intanto che aspettiamo l'arrivo di Ilaria, si tratta ancora di qualche minuto, invito ad intervenire Marilena Grassadonia, candidata al collegio plurinominale per la Camera, nonché capolista dei collegi plurinominali Palermo, Messina ed Enna. Grazie a tutti e a tutte. Oggi siamo qui perché credo che ci sia un momento davvero importante. La candidatura di Ilaria Cucchi è una notizia preziosa. È una candidatura preziosa non solo per la lista Alleanza Verdi e Sinistra, ma per il paese intero. Io credo che tutti e tutte quante noi dobbiamo dire a Ilaria una parola sola, molto semplice, che è grazie. Grazie per continuare a difendere la dignità di Stefano, grazie per continuare, per avere continuato a cercare la verità fino alla fine, per aver portato avanti questa battaglia, che è una battaglia di giustizia, una battaglia di civiltà. E grazie anche per la generosità con cui ha condiviso la sua storia, la storia personale della sua famiglia, con tutti e tutte quante noi, perché non è scontato. Non è scontato decidere di volere condividere delle storie personali che sono a volte molto dure, molto difficili, con tutti e tante noi. E fare questo vuol dire fare politica, e fare la politica che piace a noi, che ci piace, quella di condivisione insieme alle persone con cui quotidianamente condividiamo tutto, la nostra storia, le nostre scelte, le nostre scelte familiari e le nostre storie personali. La battaglia per i diritti civili è una battaglia che interseca tante storie, interseca tanti corpi, e anch'io nel mio piccolo provo a fare questo, e quindi sono certa che insieme a Ilaria e insieme a molti e molte di noi riusciremo a portare avanti una battaglia che è una battaglia di civiltà, una battaglia, ripeto, che interseca la realtà delle persone e la vita vera. E rimandiamo molto fortemente al mittente: tutti e tutte coloro vogliono imporre un'idea unica, un pensiero unico e un'ideologia. Noi non siamo per imporre nulla, noi siamo quelli e quelle che abbiamo un'ossessione: intersecare la realtà, intercettare i bisogni reali delle persone e provare a dare risposte concrete per vivere in un paese che sia più civile, più laico, più giusto e più accogliente. Grazie a tutti e a tutte. Grazie. Battaglie di civiltà, ma anche fare società, come diceva prima la professoressa Tessitore. Invito a intervenire Luigi Di Paola della rete Orti in Comune.
Sì, no, io in realtà molto brevemente volevo ringraziare personalmente Ilaria, perché confesso che fin quando non ho saputo della sua candidatura, insomma, avevo qualche angoscia su come impegnarmi anche in questa tornata elettorale, su che tipo di posizione prendere. Penso forse un'angoscia condivisa con molti compagni, con molte compagne che in questo periodo, diciamo, difficile, come diceva Gianluca, stanno vivendo proprio in che modo organizzare il proprio impegno rispetto a questa scadenza importante sicuramente, ma che è caratterizzata spesso appunto da delle difficoltà proprio di comprensione. Quindi sicuramente la candidatura di Ilaria, ma come quella di Abubakar Soumaoro nella sinistra italiana e nei Verdi, ma anche di compagni e amici di spessore come Andrea Catarci, hanno un po' sciolto questi dubbi. È vero che quella continua e forse anche indispensabile partenogenesi a sinistra del PD è difficile da comprendere, è ancora più difficile poi da spiegare soprattutto ai non addetti ai lavori. Quindi diciamo che queste candidature, se non hanno ricomposto, diciamo, le smagliature, quantomeno hanno riportato il dibattito su un piano della realtà, sul piano dell'esperienza diretta, condivisa, quella che nasce dal basso, dalla politica, quella vera, quella che parla degli ultimi, che parla degli invisibili, che parla dei diritti, degli elementi fondanti della convivenza civile. Ecco, penso che, come diceva Fratoianni prima, forse questa è l'unica politica che possa restituire un minimo di speranza, no? A questo paese sull'orlo delle crisi di nervi. Io leggevo qualche giorno fa un'intervista a Ilaria che diceva, insomma, la giornalista in modo un po' sibillino le diceva, ma se verrà eletta, non essendo poi lei un economista, come farà a scegliere e a dare un voto su una finanziaria così difficile come quella che vi aspetta a breve? Ilaria giustamente ha risposto che faremo in modo di sostenere gli ultimi. Ecco, io penso che serve una consapevolezza che va al di là dell'esperienza e dell'expertise. Non è necessario essere un economista per capire che siamo di fronte a una fase che dura ormai da tantissimi anni di progressivo indebolimento delle classi lavoratrici, di spostamento in debito di risorse e di ricchezza da chi produce verso chi detiene i mezzi di produzione, ma basta vedere un attimo i dati della Oxfam per capire quanto è aumentato negli ultimi anni il divario fra ricchezza e povertà. E certo che la soluzione in questo caso non è la flat tax, anzi casomai quella è il problema, non è la soluzione. Non c'è bisogno di essere un avvocato o un esperto sociologo per capire che siamo di fronte ad un'emergenza che riguarda la giustizia, che riguarda i diritti, no? Basta dare un'occhiata alla macabra contabilità dei morti sul lavoro, dei femminicidi, ma degli annegamenti nel Mediterraneo, delle violenze esercitate contro le persone per questioni razziali. Ecco, basta quello per capire che siamo effettivamente dentro una realtà di emergenza dal punto di vista sociale, dal punto di vista dei diritti. Non è necessario, penso, essere un climatologo, no? Lo stiamo vedendo tutti, per capire che i nostri figli, le nostre figlie probabilmente tra breve vivranno dentro un mondo distopico, fatto di terre sommerse, di eventi catastrofici e di gas tossici. E questo non tra un secolo, non nel 2035, ma già domani. Allora, quella consapevolezza che nasce da questi percorsi esperienziali diretti, che è quella che ha caratterizzato l'impegno di Ilaria, che ha messo la propria testa, il proprio cuore, il proprio coraggio a disposizione di tutti. Ecco, lasciatemi dire, è quel coraggio, è quella determinazione che forse da troppi anni la sinistra storica ha perso e che non gli consente oggi di capire che bisogna essere contro la guerra senza se e senza ma, perché ce lo suggerisce la logica, ce lo suggerisce, come dire, il buonsenso di 21 secoli di storia, prima ancora che l'articolo 11 della nostra Costituzione. Quindi, voglio dire, io non voglio fare un intervento critico, per carità, però anche immaginare di definirsi progressisti e pensare di risolvere il problema della crisi energetica attraverso l'utilizzo
dell'energia atomica o di risolvere il problema della crisi ambientale e dei rifiuti attraverso l'incenerimento dei rifiuti. Scusate, ma è ancora una volta il problema e non la soluzione. Noi queste cose le dobbiamo dire, Ilaria le deve dire. Ilaria deve dire questo. A Roma facciamo delle cose bellissime che sono gli orti urbani, e chiudo, e ancora una volta è l'associazionismo di base che avanza la politica, che ne sa un po' di più della politica istituzionale. Ecco, quello che mi aspetto è che Ilaria superi, Ilaria e tutti i compagni che saranno nel Parlamento, superi queste contraddizioni, che restituisca una politica in grado di parlare ai sentimenti, di dare delle speranze, una politica che in qualche modo dia una fonte di ispirazione, un motore ideale che è poi quello che ha sempre spostato e condotto i movimenti sociali. Per questo credo che Ilaria, Andrea e Abubakar faranno la differenza in questa difficilissima tornata elettorale. Grazie. Grazie Luigi. Allora, passerei la parola a Rino Fabiano, assessore all'ambiente del Municipio Secondo, che è qui con noi e appoggerà Ilaria nella sua corsa. Grazie. Eccomi. No? Sì. Ci sono? Bene. Allora, intanto voglio ringraziare Nicola Fratoianni e il Comitato per la Verità e la Giustizia di Stefano Cucchi per averci dato questa possibilità di scegliere, cosa che diciamo non è poco. Quindi grazie per questa candidatura e grazie a Ilaria per averla accettata e per mettersi sulle spalle questo zaino pieno di sassi. Io porto i saluti della Presidente Francesca Del Bello del primo municipio, i saluti e gli auguri e l'in bocca al lupo a Ilaria, perché l'abbiamo conosciuta in questi anni, abbiamo sostenuta insieme al comitato, strada per strada, durante il processo, cercando di mantenere viva la memoria di quello che è accaduto a Stefano. Noi a Piazza Aldomoro, magari qualcuno non lo conosce, ma c'è una epigrafe che il municipio ha voluto mettere a ricordo di Stefano, insieme a un ulivo, insieme a delle rose, e di fronte al posto più importante della cultura italiana, la Sapienza, proprio perché la verità e la giustizia deve passare, e quindi la memoria e il controllo che questa non venga mai violata deve passare ovunque, dalle strade a tutte le istituzioni, anche quelle culturali, e la presenza della rettrice Polimeni alla sua inaugurazione ci ha reso molto, molto contenti e molto, molto felici. Ora votiamo Ilaria Cucchi convintamente, perché c'è bisogno di lei anche lì, perché non accada mai più quello che è accaduto a Stefano, perché la sua presenza anche all'interno del Parlamento è garanzia da questo punto di vista. Quindi in bocca al lupo Ilaria e in bocca al lupo a tutti noi. Approfitto per fare un paio di saluti e ringraziamenti. Salutiamo Peppe De Cristofaro, anche lui candidato al Senato nel Collegio di Roma. Salutiamo Claudia Pratelli, l'assessore alla scuola del Comune di Roma, per essere qui con noi, e vorrei ringraziare tutto il comitato, Ilaria Cucchi, nonché il segretario di Sinistra Italiana Labbucci e tutto il partito di Sinistra Italiana e le altre componenti dell'Alleanza Verdi e Sinistra per la collaborazione nell'organizzazione di questa giornata e di questo primo evento di lancio della candidatura di Ilaria. Eleonora, Gioia, Francesca, Michele, Sara, Gianluca, insomma tutti al lavoro da qualche giorno, insomma, per questa corsa. Dovrebbe essere arrivata Ilaria, chiedo conferma. Ok, suppongo che sia arrivata, quindi diciamo il tempo. No, va bene. Lo metto su cassetta.
Allora, siamo in attesa, è stata intercettata Ilaria, quindi siamo in attesa che riesca a raggiungere precisamente questo punto, quindi si tratta proprio giusto di qualche minuto, quindi insomma andiamo avanti. Allora, riusciamo a vederla? Allora, nel frattempo vi ricordiamo tutti i contatti. Allora, per aderire alla campagna di volontari di Ilaria che parte proprio oggi, potete scriverci a comitato@ilariacookie.it. Il sito che potete consultare con tutte le notizie relative a Ilaria, agli eventi, ma anche ai contenuti del suo programma è ilariacookie.it, per cui potete insomma rivolgervi a quello anche per dare i vostri contatti e rimanere sempre aggiornati tramite la newsletter. Dovremmo esserci. Allora, eccoli che arrivano, Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo. Eccoli, con Nicola Fratoianni stanno arrivando. A questo punto io li aspetto qua per fargli segno che questo è il punto esatto in cui si devono posizionare. Ciao Ilaria. Guarda, mi sgridano se non lo dico, ma dovete stare qua, eh. Loro tre e vi lascio il Grazie da questo radio. Grazie un attimo. Anche di qua. Anche di qua. Siamo qua avanti. Scusate, anche qua. Portatevi più qua che così si vede anche. No, vedete c'è sempre da bravo, così non si vede. Non si vede il simbolo. Andate un pochino più. Siamo in valletta. Vai, guardateci, grazie. Qua per favore, ragazzi. Ok, direi che poi il tempo ce lo prendiamo un pochino dopo. Tutte queste persone che hanno aspettato finora penso abbiano voglia di ascoltare Ilaria e Fabio. Guarda, facciamo no, Ilaria, un po' più. Ecco, Ilaria, parti un po' per guardaci tutti così. Anche qui, lato qui. Anche qua, Ilaria, scusa, il basso da me, Ilaria, qui, scusa. Basso, dentro. Va bene. Ultima qua, Ilaria, qui, dammi guarda. Anche qui, un attimo, guarda qui, un attimo. Ilaria in basso, grazie. Colpite l'aria. Olè. Benissimo, allora, ok, intanto scusa, ti segnalo, anche oggi quando questa è la posizione. Bene, ringrazio voi giornalisti e voi fotografi per l'affetto che mi avete dato, per la maniera in cui ci avete accolti e anche per il fatto che siete stati anche voi al nostro fianco in tutti questi anni. Anche voi siete parte della nostra storia. La nostra storia non finisce qui, inizia un'altra parte della nostra storia, un'altra pagina, dove tutto quello che abbiamo fatto insieme in questi anni, lo dico a voi, lo dico alle associazioni, alle realtà, lo dico al comitato, tutto quello che abbiamo fatto insieme, ripeto, insieme in questi anni prenderà un'altra strada, una strada ancora più importante, ancora più di comunità, anche se lo è stata fino ad ora. Metteremo tutto quello che è il nostro bagaglio. Vedete che a me piace tanto e lo farò sempre parlare al plurale, perché Ilaria Cucchi senza di voi non sarebbe nessuno. Metteremo il nostro bagaglio a disposizione di tutti e lo faremo ancora una volta insieme. Ringrazio tutti quelli che stanno lavorando da matti in questi giorni, non faccio i nomi perché sono in tanti e dimenticherei qualcuno. Ringrazio ovviamente Nicola Fratoianni per avermi dato questa opportunità e ringrazio Fabio Anselmo che ha camminato al mio fianco, è stato Ilaria Cucchi dietro le quinte e continuerà ad esserlo, vero? E vi faccio una promessa, ormai noi ci conosciamo da tanti anni e qualcuno si è unito al nostro percorso in tempi più recenti a partire dall'istituzione del Memorial,
E sapete bene chi è Ilaria Cucchi. Ilaria Cucchi è una di voi, è una esattamente come voi, che vive le vostre storie quotidiane, i vostri problemi e tutto ciò che noi cittadini sappiamo. Però da oggi in poi Ilaria Cucchi diventa una politica, anche se politica lo ero e lo eravamo già prima, perché la politica è quella che facciamo noi sul campo, con la gente e per la gente. E queste saranno le iniziative che mi piacerà fare. Credo che mi vedrete davvero poco in TV, perché io sarò e continuerò ad essere con voi, ad accogliere, a capire i problemi della gente, a trovare la maniera insieme di affrontarli, perché adesso avremo una responsabilità in più. Non mi sono mai arresa, non ci siamo mai arresi, non lo faremo e non perderemo, noi vinceremo. Anni fa abbiamo cominciato a venire qua, 12 anni. Io sono molto emozionato. Devo dire che questa è una nuova sfida. È una cosa, si può dire, che a Ilaria Cucchi piace vincere facile. È una sfida che va vinta, che dobbiamo vincere, così come abbiamo vinto quella che è giudiziaria e non soltanto, perché non è soltanto... che facile non è stata, ma a noi piace vincere facile, no? È tutto facile. Noi vinceremo anche questa, Ilaria vincerà anche questa, io questo ne sono sicuro. Allora, Ilaria e Fabio finora sono intervenuti sia, diciamo, candidati, esponenti delle forze politiche e istituzionali, come anche tutte le varie parti e le componenti di società civile e associazionismo che ci hanno accompagnato in questi anni di Memorial e in quelli ancora più lunghi della vostra battaglia. A questo punto passerei la parola a Fabrizio Ramini della Palestra Popolare del Quadraro, che come al solito è sempre il supporto logistico di tutte le nostre manifestazioni, quindi una presenza fondamentale. Allora sì, molto brevemente, chiaramente come palestra abbiamo sempre cercato di dare il nostro contributo fin dal primo Memorial Stefano Cucchi, perché per varie contingenze, la prima ovviamente è quella geografica, nel nostro territorio la vicenda di Stefano ci ha colpito e in prima persona Stefano poteva essere chiunque di noi, e secondo poi perché nel nostro piccolo cerchiamo di riportare anche lo sport nel campo dei diritti, nel campo dell'azione, diciamo della conquista di quei piccoli spazi di agibilità anche democratica dentro i territori, soprattutto dove non ci sono dei momenti, degli spazi dove poter ricostruire un tessuto sociale che parli di diritti, di possibilità, di opportunità, e dobbiamo fare la nostra parte. Quindi fin dagli albori abbiamo capito che la battaglia di Ilaria per la vicenda di Stefano non era una questione personale, ma era una questione che riguardava tutti noi, e anche attraverso lo sport possiamo fare la nostra parte, cerchiamo di farla, perché proprio lì dove ci sono situazioni di aiuto, di difficoltà, dove c'è bisogno di intervenire non solo con i mezzi e le risorse, ma anche con un'umanità, che è quell'umanità che abbiamo messo in campo in questi anni con i Memorial, ecco, abbiamo il dovere di metterci in gioco, metterci in campo. Per questo la candidatura di Ilaria è una candidatura che ci fa molto piacere e che sosteniamo, perché crediamo che questa umanità in marcia per i diritti sia un dovere civico di ognuno di noi per cercare di riconquistare quei piccoli, diciamo, quelle azioni quotidiane per una vita più dignitosa, una vita più civile, una vita più a favore di una vita che parli appunto di diritti, di sanità, di socialità. Quindi non ci facciamo ingannare anche da quei programmi elettorali che parlano di sport, ma che sappiamo che nascondono dietro un taglio alla democrazia, un taglio all'accessibilità. Non sono dei veri diritti se vanno meritati, non sono dei veri diritti se vanno conquistati. Quindi crediamo anche che la candidatura di Ilaria parli di questo modello di società che vogliamo, e che sia un modello dove i diritti ci sono e vanno garantiti a tutti e tutti, soprattutto lì dove c'è più bisogno. Quindi anche oggi siamo qui perché vogliamo che Ilaria riesca a portare un pezzo di noi dentro
dentro le istituzioni. Perché? Perché abbiamo bisogno di riconquistare un pezzo di dignità sociale che sia a portata di tutti e di tutti, soprattutto lì dove c'è più bisogno. Non bisogna girarci indietro. Grazie. Grazie. Passo la parola ad Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Ottavo, che è qui con noi. No, c'è pochissimo d'altro da aggiungere. Devo dire che oggi qua si riunisce intorno alla candidatura di Ilaria Cucchi e una comunità resistente che ha scelto lei come portavoce in questi anni per una battaglia più grande, per una battaglia che parlava ovviamente di una questione di giustizia che portava il nome di Stefano Cucchi, ma per una battaglia più grande per tutte e tutti noi. E questa battaglia ha camminato dentro le nostre comunità e ha fatto sentire la sua voce anche là dove fisicamente Ilaria, dentro il suo camminare quotidiano in questi 12 anni, non è riuscita ad arrivare. Ci sta un popolo che si è riconosciuto dentro la storia di Ilaria, dentro la sua voce, dentro il suo ruolo, dentro questa città e nel paese, e che oggi Ilaria mette la sua voce a disposizione di quello che è il futuro del nostro paese per tutte e tutti noi è una questione importante, perché badate bene, dico solamente una cosa: siamo tutti consapevoli che i prossimi anni saranno degli anni difficili, saranno degli anni su cui costruire un fronte di resistenza e di avanzamento dei diritti di fronte a un momento storico che il nostro paese, il nostro continente sta vivendo con particolare attenzione, con particolare sensibilità, e quindi abbiamo bisogno di combattenti. E Ilaria, secondo me, secondo tanti e tante di noi, è la migliore combattente che in questo momento potevamo avere. Attorno a lei si costruirà e si sta costruendo ancora una volta una grande comunità che sosterrà la sua candidatura e le candidature per vincere una battaglia veramente difficile in questo momento, che ha bisogno dei nostri migliori e delle nostre migliori donne e uomini per condurla. Grazie. Invito qui a intervenire Paolo Perrini di Spintime Labs. Allora, Spintime qua è venuta in maniera convincente perché parliamo di diritti e dignità e in questa politica e in questo mondo i diritti e la dignità sono continuamente calpestati. Spintime è un cantiere di rigenerazione urbana fatto di 16.800 metri quadri che sta al centro di Roma e che da vecchia sede dei dipendenti pubblici della previdenza sociale è diventata casa per 180 famiglie di 27 nazionalità diverse e che in qualche modo riempie un posto vuoto ridandogli vita. È quella che per noi è concretamente attivata come transizione ecologica, come la chiamano adesso, ma che è una riconversione urbana che in qualche modo dà ospitalità non solo agli abitanti delle case, ma dà anche ospitalità a tutti quei settori, a partire dai giovani, con la rete degli studenti, con Scomodo, con il coworking, che non hanno voce in questo mondo, soprattutto in questo momento. Quindi siamo convintamente a sostegno di questa candidatura, proprio perché porta una ventata di diritti, è una ventata di dignità in un mondo dove i diritti e la dignità vengono continuamente calpestati. Quindi grande sostegno a Ilaria Cucchi, grande sostegno a questa operazione politica, proprio perché nonostante il mare di merda che ci riempie questa politica, comunque tocca farci i conti, ed è meglio fare i conti con persone come Ilaria Cucchi che invece che moltissimi altri stronzi che conosciamo in televisione tutti i giorni. Grazie. Allora, vorrei passare la parola a Michela Ciculli, consigliera capitolina del gruppo Sinistra Civica Ecologista. Grazie Anna, grazie insomma a tutte e a tutti voi per essere qui, grazie a Ilaria per la sua disponibilità, per aver messo in comune un patrimonio che sappiamo non essere solo suo, che è un patrimonio che ha costruito in questi anni anche grazie al comitato che anno dopo anno ha dato vita alla maratona e che anno dopo anno ci ha convinto che la storia di Stefano, di Ilaria e di tutta la famiglia Cucchi era una storia che ci riguardava, e soprattutto l'ha fatto anche quando in certi momenti anche a sinistra qualcuno pensava che lei non ce l'avrebbe mai fatta, pensava che la giustizia non sarebbe mai arrivata e che in fondo lei si sarebbe sentita schiacciata da quelle istituzioni che ci hanno fatto così male. Quindi io credo che lei ci rappresenta tutti, ci rappresenta soprattutto tutte, e nel dibattito
difficile che stiamo vedendo anche nel femminismo, a sinistra, a destra, su quanto è importante avere delle donne nelle istituzioni, io credo che Ilaria sia la candidata più femminista di tutte, la candidata che ha combattuto le istituzioni del patriarcato, che ci ha fatto vedere quanto la violenza delle istituzioni sia ancora oggi troppo forte, che anche quando colpisce un ragazzo bianco italiano, colpisce in realtà tutti coloro che si trovano a confrontarsi con le istituzioni e che si sentono senza strumenti, si sentono deboli. E invece Ilaria ci ha dimostrato che possiamo, anche da dentro delle istituzioni, portando rispetto alle istituzioni, ribaltare la situazione, riprenderci il potere e ribaltare le dinamiche di potere che in qualche modo ci hanno detto che i più deboli stanno sotto, che le donne devono stare sotto e che i diritti in fondo non sono così importanti. Ecco, credo che lei rappresenti tutto questo e che si candidi a rappresentare le nostre istituzioni sia forse il regalo più grande che ci poteva fare. E adesso noi dobbiamo anche difenderla davanti a tutti quegli haters che sui social infangano la sua scelta, infangano il suo nome, la sua famiglia, la memoria di Stefano. Ecco, adesso tocca a tutti e a tutte noi difendere la famiglia Cucchi, difendere Stefania e soprattutto difendere la sua scelta, perché è la scelta di tutti ed è una scelta di umanità. Grazie. Allora, visto il sole che sta surriscaldando anche le camere, direi a questo punto di passare la parola a Marco Bucci della rete di Cinecittà Bene Comune. Invito a prepararsi Adriana Rosasco, che è l'assessora al sociale del Municipio 7. Approfitto per allungare i ringraziamenti del comitato rivolgendomi a Vincenzo e a Maurizio. Allora, sì, brevemente, la rete Cinecittà Bene Comune è una rete che è nata 10 anni fa a partire dalla lotta per l'acqua pubblica e contro il nucleare. E in questi anni appunto siamo cresciuti, sono arrivati nuovi comitati, associazioni, singoli cittadini e abbiamo cercato appunto di lottare per un territorio migliore, contro le diseguaglianze e per un migliore livello della vita appunto nei nostri quartieri. Ecco, penso che la candidatura di Ilaria Cucchi serva anche alle realtà territoriali come la nostra, che quotidianamente si rimboccano le mani lì dove c'è bisogno, dove c'è più problematicità. Cioè noi pensiamo proprio che Ilaria Cucchi capirebbe quello che abbiamo fatto quando siamo stati a fianco dei lavoratori di Cinecittà Studios contro i licenziamenti, capirebbe quando lottiamo contro gli aerei che sorvolano il parco, un aereo ogni 3 minuti e riversano tonnellate appunto di kerosene sulle nostre teste, capirebbe quando abbiamo lottato contro l'amministrazione scorsa, un'amministrazione appunto ostile che ha fatto la guerra spietata contro i giovani, ha chiuso tutti i centri giovanili di questo territorio e quindi anche lì ci siamo rimboccati le maniche insieme a tanti giovani e tanti ragazzi e ragazze e li stiamo piano piano riaprendo questi posti. Ne abbiamo aperto uno dentro il centro appunto di accoglienza alloggiativa a Campofarnia nel quartiere appunto dell'Appio e ne stiamo aprendo un altro nel quartiere Don Bosco a nostre spese e quindi siamo sicuri che capirebbe ancora una volta, lo voglio ribadire, Ilaria Cucchi quando appunto abbiamo restituito un centro per l'emergenza freddo che era stato abbandonato, oppure quando ci interroghiamo su come coniugare le lotte dei cittadini con le vertenze sul lavoro, oppure quando ci siamo rimboccati anche lì le maniche, abbiamo organizzato un gruppo di volontari per il Parco dei Centocelle che ormai sono anni, è balzato adesso all'onore della cronaca, ma noi ci andiamo lì ogni mese appunto a fare attività per la gente e per chiedere l'apertura di questo parco. E poi soprattutto capirebbe quando ogni mercoledì da 3 anni a questa parte consegniamo pacchi alimentari a più di 150 nuclei familiari di questo territorio che sono fortemente in difficoltà e che vediamo aumentare nel corso del tempo, e quindi starebbe lì vicino a noi e noi ci rispecchiamo nella sua candidatura. Forza Ilaria e forza tutti. Allora passo la parola ad Adriana e chiedo alla rete Nova Valle di prepararsi. Buongiorno a tutti e a tutti. Porto i saluti del presidente Francesco Laddaga di questo municipio che ancora non è rientrato a Roma, ma sarebbe venuto volentieri oggi insieme a me a sostenere la candidatura di Ilaria. Io da alcuni mesi, quasi un anno oramai, mi occupo delle politiche sociali di questo municipio e come tanti di noi sanno, perché viviamo in questo municipio, sono tante le riforme, gli strumenti sulle politiche sociali di cui avremmo bisogno per essere più incisivi, per arrivare ancora di più a chi ha bisogno.
Ecco, per me sostenere la candidatura di Ilaria vuol dire sperare di mettere mano anche finalmente alle politiche sociali, alle risorse che negli ultimi 20 anni, 30 anni sono state ghigliottinate, non tagliate, ghigliottinate a favore di risorse per le armi, mentre invece abbiamo ancora tanto bisogno e ne avremo ancora di più nei mesi a seguire di risorse per poter raggiungere gli ultimi e di chi ha bisogno di questo quartiere. Quindi sosteniamo anche con tanta speranza la candidatura di Ilaria, anche per poter arrivare appunto a tutti noi, a tutte le persone di questo quartiere che hanno bisogno. Grazie. Allora, siamo sul finale, quindi Roberto Pagano della Rete No Bavaglio, eccolo. Grazie Anna. Come Rete No Bavaglio, giornalisti per la legalità, per la solidarietà sociale, la nostra rete indipendente è lieta della candidatura di Ilaria Cucchi. Molti nostri colleghi da Repubblica ad altre testate hanno sostenuto la battaglia per la verità, la democrazia e la giustizia che Ilaria Cucchi ha condotto in questi anni tra mille difficoltà. Quindi in questo senso siamo al suo fianco, noi siamo insieme anche nella rete con lei, con Fabio e con tutti altri colleghi e operatori dell'informazione che si battono per un'informazione, il diritto dei cittadini a essere informati correttamente per la battaglia della giustizia e della verità. Sono molto telegrafico, grazie Anna. Grazie Roberto. Inviterei tutti ad avvicinarsi perché siamo sulla chiusura. Intanto che arrivate tutti qua,